piccolino. Buonasera a tutti e tutte, benvenuti a questo appuntamento col Festival Entula. Ringrazio subito il Fico d'India che ci ospita anche oggi e ringrazio voi per essere qui e anche per fare un po' di silenzio in modo che anche chi ci ascolta da casa con lo streaming non senta tutto questo brusio. Stasera presentiamo il nuovissimo libro di Carla Fiorentino, Forti, facciamolo vedere. Viaggio semiserio nei superpoteri dei quarantenni, è arrivato in libreria proprio ieri, sempre per i tipi di Fandango. Il terzo libro che Carla pubblica è il terzo libro che presentiamo in Entula, quindi ormai possiamo dire che è un ospite fisso. Dialogherà con lei Nicola Muscas, che ringrazio, e per finire i ringraziamenti la libreria Miele Amaro, che è lì col banchetto dei libri, la Fondazione di Sardegna e l'Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna che sostengono il festival. Naturalmente ringrazio anche voi e vi auguro buona serata. Grazie Francesca. Allora, quando Francesca mi ha chiesto se avevo voglia di presentare il libro di Carla, ho risposto sì subito con molto entusiasmo, non tanto o non solo perché Carla è stata molto generosa con il mio librino d'esordio, ma in realtà perché avevo nei tuoi confronti, e questa è una cosa che non ti ho ancora detto, una sorta di debito di pigrizia, diciamo così, perché adesso ti spiego. Io mi sono imbattuto nella sinossi del tuo libro d'esordio qualche anno fa e dicevo che bello, questo è il tipo di cosa che in genere ho voglia di leggere io ed è il tipo di cosa che di solito in Italia non si pubblica ed è il tipo di argomenti che solitamente le autrici non hanno voglia di affrontare, cioè mettere in scena dei personaggi femminili irrisolti che cercano il loro posto nel mondo e che passano per le cose che succedono alle persone più o meno della nostra età, e cioè amori sbagliati, inquietudini lavorative, lavori mal pagati, vite un po' incasinate della nostra generazione un po' precaria. E dicevo, chi è questa cagliaritana che sta pubblicando per Fandango con questa audacia, con questo piglio, con questa freschezza? E poi un po' per la pigrizia che a volte ci prende come lettori, alla fine non l'ho preso, un po' il passaparola a volte è decisivo. Carla vive a Roma da 20 anni ed è più facile che un romano della nostra età abbia avuto un'imbeccata e se lo sia andato a prendere. Per fortuna ho rimediato e ho letto non solo il primo ma anche l'ultimo, a maggior ragione perché lo presentiamo oggi, e mi sembra però di ritrovarci un po' di cose nei temi e nel tuo modo di raccontare. Innanzitutto Carla ha il dono della leggerezza, mi verrebbe da dire, e poi dopo aver letto il tuo libro mi sono anche detto la leggerezza in realtà non è un dono ma è un esercizio, è qualcosa a cui si arriva, è un percorso, no? È togliere peso alle cose e prenderle per quello che sono, che è una cosa che ci fa stare meglio tutti subito. E a proposito di questo, proviamo a dire che cos'è Forti. Sì. Forti è un progetto che nasce da una serie di podcast in cui durante il primo lockdown avevi cercato di resistere insieme a te le persone che ti seguivano raccontando un po' le avventure dei quarantenni, e qui è il tema dell'età che ritorna rispetto al primo libro, che un po' parafrasando Motta, che è un cantautore che cantava la fine dei 20 anni, questa è la fine dei 30 in qualche modo, quell'altro spartiacque. Sì, ha fatto un salto di generazione. Hai fatto un salto di generazione. Il primo capitolo di questo percorso in 20 tappe che Carla in Forti ci invita a seguire si chiama Me ne frego, che secondo me è una tappa fondamentale per raggiungere la leggerezza di cui abbiamo parlato. La leggerezza è tante cose, però partiamo dal Me ne frego, che è la pietra angolare di questo libro, che poi permette di raccontare tutti gli altri superpoteri dei quarantenni che hai indagato, che poi in realtà è dei quarantenni consapevoli, mica di tutti. Ma infatti vedi, quando io appunto ho fatto questo podcast nel 2020, che adesso grazie alla fantasia di Fandango, anche un po' sadica secondo me, è diventata un libro,
diciamo, il me ne frego che tu hai nominato è stato il punto cardine, e che faceva sì che questo non sia un libro per quarantenni, nel senso che è un libro, io dico sempre, anche per evitare e per togliere giustificazioni a quelli che cercano di sfuggirmi, e molti ce ne sono qua da una parte e dall'altra del 40, cioè quelli che vengono prima e quelli che vengono dopo. In realtà è un libro che va bene per chi si appresta ai 40 anni, perché li aiuta a non temerli. È un libro per i quarantenni perché li aiuta a conoscersi meglio e a correre ai ripari qualora si accorgesse che gli manca uno anche solo di questi 20 superpoteri, e per i over quarantenni perché anche loro possono farsi un esame di coscienza e accorgersi che se uno dei superpoteri non c'è, va bene, perché quelli dai 40 anni andavano raggiunti. Allora, io parlerò del me ne frego, però prima devo dire una cosa perché sennò poi me la dimentico, che è un ringraziamento specialissimo a Francesca Casula, che è qui con noi, senza la quale questo libro sarebbe molto più brutto, mettiamo così, di quello che invece è, perché lei che si definisce, non so se avete presente quegli illuminati che puliscono le spiagge, ce ne sono purtroppo sempre troppo pochi, ma qualcuno ogni tanto si vede, lei è un'illuminata che ama pulire i libri. Quindi quando io ero mandato le bozze in lettura di questo libro, lei una notte mi ha scritto, tipo a mezzanotte, gettandomi nel panico, mi ha detto blocca subito la stampa che ne ho trovato di brutti. E quindi io ovviamente, che so che lei non scherza, ho mandato la Gestapo a casa del mio editore e gli ho detto non ti azzardare a pubblicare finché non vi ho mandato quelli veramente brutti, e vi assicuro che ce n'erano, ora francamente. Ma perché Pivinca dici? Beh, no, perché anche, secondo me quello conta, e infatti io che purtroppo non ho questa dote, sono completamente inetta nell'attività. Il 21esimo superpotere la Pivinca. Non mi sarebbe aspettato, però lei è stata veramente brava e quindi è giusto, secondo me, darle tutto il merito a lei. Io un applauso, super applauso, che se lo merita. Per dire, il me ne frego, secondo me, è proprio il primo comandamento dei quarantenni, in assoluto, ed è anche il perno sul quale tutti gli altri 19 superpoteri ruotano intorno, perché senza me ne frego niente di quello che discende nelle pagine che succedono nel capitolo me ne frego sarebbe possibile. Quindi io vi leggerei subito 2 righe del me ne frego, così togliamo così ombra agli indugi. Noi, figli e figlie della generazione del pare brutto, possiamo finalmente liberarci, senza timore, delle catene che ci hanno stritolato le carni fino a farle sanguinare. Me ne frego del rotolo di ciccia che mi spunta dal jeans. Me ne frego del buco nel maglione. Me ne frego se ho scordato l'inaugurazione di quel locale o la festa di chiusura di quell'altro. Me ne frego, me ne frego, me ne frego. Avanti, sbizzarriamoci. Ognuno può compilare il proprio personale elenco senza timore di consumare inchiostro e carta, perché ne troverà sempre di nuovi. Il potere del me ne frego è inebriante, immaginifico e contagioso. Quindi ecco, come dire, già questi 3 aggettivi credo che spieghino benissimo il me ne frego. C'è chi risponde, qualcuno me l'ha detto come il pubblico, io con me ne frego ci sono nata, devo dire che quel qualcuno è molto fortunato, devo dire che il 95% della popolazione non c'è nata e quindi ha bisogno di riscoprirlo dentro di sé. È un po', torniamo qui alle canzoni, è un po' Don't Worry Be Happy in qualche modo, e mi viene anche in mente una delle parti più intense della grande bellezza, quando Jeff Gambardella, Tony Servillo, si alza dal letto dopo, non mi ricordo se aveva fatto l'amore o no con la sua partner, lo aveva fatto, se ti vinca, comunque lo aveva fatto, però non gli andava di restare, cioè non gli andava di abbracciarsi, era una cosa occasionale, e lui dice: ho imparato a 65 anni a non fare le cose che non mi va di fare. Il superpotere dei quarantenni è impararlo 25 anni prima, sembrerebbe. Cioè, questo è una guida di autoaiuto per pensare cose, dovrei avere dei premi. Io 40 li faccio tra 3 anni, quindi l'ho letto davvero con grande interesse per non schiantarmi contro un palo quando ci arrivo, quindi, ed è vero che chi li ha scollinati
poi può guardare nello specchietto del retrovisore per capire dove sta andando Esatto. rispetto a questo percorso in 20 tappe. Una cosa che voglio chiederti, tornando un po', no, ai temi delle cose che hai voglia di scrivere, o urgenza, come direbbero quelli bravi a presentare libri, o quelli che se la tirano, però mi sembra che il tempo che scorre e il modo di affrontarlo sia una cosa che ti sta a cuore. Questo fatto che i 30-40enni di oggi siano per la prima volta, se ci pensate, dal dopoguerra, più simili ai sedicenni che non ai sessantenni, è una cosa che merita di essere raccontata. Quindi volevo chiederti come ci sia arrivata a riflettere su una generazione che a 40 anni non ha ancora smesso di crescere, eppure è già adulta, sa occuparsi dei propri genitori se è il caso, sa crescere dei bambini, sa lavorare con profitto. Allora, prima di tutto, essendo io appunto una 42enne quasi, ho avuto modo di sperimentare su di me e su tanti miei colleghi di quarantennitudine. Poi dopo appunto ci sono state tante letture e poi anche forse in questo caso un desiderio di raccontare una generazione, cioè una cosa che come al solito io, che non sono come Francesca e non sono neanche particolarmente autoanalitica, l'ho capita dopo aver scritto il libro e dopo aver... Io in genere i miei libri li capisco sempre dopo, molto dopo, quando arrivano in carta io li dico ora dovrò fare delle presentazioni, la gente mi farà delle domande, talvolta terribili nel tuo caso, ma devo dire certe volte Marzullo fa, come si suol dire, una pippa ai presentatori, e quindi cerco di studiarne tutte le insidie e mi sono resa conto che effettivamente è un libro che somiglia di più alla me ventenne di quello che sono oggi, perché è un libro oggi, per ridere poi, sociologico quasi, perché qualcuno mi ha detto, forse Francesca stessa, è una fotografia antroposociologica della nostra generazione, che è una generazione, diciamo, non trattata bene, non ben trattata. Sì, no, dicevo, è una specie è diventato una specie di libero riscatto. Ciò non vuol dire che gliele suoni, nel senso, gli suoni le sviolinate ai quarantenni, però li fotografa, e quindi come ogni quella fotografia che si rispetti, di noi c'è il bello e il brutto. Il brutto, devo dire, è sempre raccontato, come dico io in alcune frasi, siamo un libro nel quale ci concentriamo sui superpoteri, quindi tendenzialmente ne metto in evidenza i pregi. I difetti sono un po' canzonati, come tu hai ben detto, che è un po' la mia caratteristica esistenziale, prima ancora che scrittoria, cioè quella di canzonare con leggerezza. Sei un po' la Fran Lebowitz di Via dei Conversi. Quello sarebbe proprio... Fran Lebowitz è questo meraviglioso personaggio che da poco, insomma, è stato noto anche in Italia, perché è la protagonista di un bellissimo, che consiglio di vedere anche così saltabeccando, il documentario su Netflix fatto da Scorsese, che è un suo grandissimo amico. Lei è definita la più grande non scrittrice d'America, o meglio quella di cui l'America sono 30 anni che aspetta il grande romanzo, che è un po' così, cioè una un po' che non le manda a dire, però ha una sua leggerezza nel dirle. E Forti fa un po' questo, tant'è vero che un mio amico oggi mi ha detto: guarda che infatti in Feltrinelli Colonna, che è una libreria importante di Roma, ti hanno messo nel reparto sociologia. Io ho detto: vedi, prima o poi, io sono laureata in sociologia, che sono 20 anni che faccio sociologia in maniera differente, quindi ho studiato quelli sono servizi sociali, lavorare nell'editoria più servizi sociali che sociologia. Quindi ho studiato me stessa, ho studiato i miei amici, e poi ho avuto modo di leggere molto. Devo dire che per fare questi tipi di libri sono molto utili i forum, non so, quelli che sono i luoghi di discussione pubblica, dei quali ormai il web, no, è ricco, perché ti illuminano, devo dire la verità, perché è un po' come appunto, cioè, fare una ricerca sul campo. Tu semplicemente vai, frughi nelle discussioni delle persone, metti un topic e viene fuori un mondo, appunto, qualunque. Ognuno di questi capitoli può nutrirsi di discussioni, dai genitori quarantenni, che è uno dei capitoli, cioè ci sono, e quindi aggiungi esperienza personale a frugamento, come si suol dire, più letture, ovviamente cinema, però ecco, poi è più la chiacchiera che normalmente serve in piazza, però sul web riesci a tematizzarla, ovviamente più che in una piazza. Sono stati molto utili alla stensione, insomma, della stesura di questo piccolo pamphlet. Ti chiedo una cosa, che differenza c'è? Chissà se questa domanda la annovererai tra le pippe
o tra le cose che ti sono state scriverò un libro un giorno lo racconterei la prossima presentazione lontano da qui. Però ti chiedo che differenza c'è tra quella che un tempo veniva chiamata la sindrome di Peter Pan e quella che invece tu chiami l'età liquida, facendo anche un ragionamento molto bello sulla nostalgia, cioè sul fatto che la nostra generazione è la prima che spesso torna all'infanzia in molti modi che hanno spesso a che fare col marketing. Beh, comunque, appunto, secondo me la caratteristica dei quarantenni di oggi, perché ovviamente questo è un libro che fotografa i quarantenni oggi, che ovviamente ci sono, secondo me, all'interno degli elementi che caratterizzano probabilmente i 40 anni come tappa nella vita dell'uomo, però molti sono ovviamente legati all'adesso. E secondo me i quarantenni di oggi hanno proprio questa caratteristica, cioè sono in una specie di punto di equilibrio tra la nostalgia e la tecnologia, cioè nel senso che sono molto coinvolti all'essere sempre upgrade, come dicono, cioè essere sempre aggiornati, avere il cellulare all'ultima moda, il televisore che proietta qualunque cosa, abbonamenti a 7, 8 tra Netflix, Amazon Prime, quell'altro che da solo ne hanno 15, però nello stesso tempo restano dei grandissimi nostalgici, quindi poi dopo se devono andare in discoteca magari fanno quelli che conoscono tutti i cantanti anche dei giovani, poi parte Gianna Gianna o MCA e ballano come pazzi. La reunion di Friends, che ci guarda con orrore perché lei balla solo il tango, però nonostante questo, per dire appunto, e questo infatti è andato a nutrire un po' il capitolo che è quello dei super genitori, per il quale ho vampirizzato abbondantemente coppie di amici che hanno questa caratteristica qua. C'è una parte del libro in cui racconto i genitori di oggi hanno questa caratteristica, che magari fanno raccontare ai propri figli le favole della buonanotte in una cassa a forma di ippopotamo che gli incombe sul cuscino, però poi dopo i loro figli si sollevano alla saga del paese e cantano Paolo Conte. Ed è così, perché io ho veramente un nipotino acquisito che non fa altro che infilare CD di De André, che tu dici, ma è bambino a 3 anni, fate qualcosa. E però è il prodotto dei giri, poi appunto, oppure quegli altri che gli fanno vedere solamente Sanpei e i cartoni di quando eravamo piccoli noi, perché i cartoni di oggi sono tutti brutti. Ecco, diciamo che abbiamo questa, e secondo me l'essere, come dici tu, che differenza c'è tra l'essere i bamboccioni che un po' siamo stati descritti per certi versi, e invece adesso io recupererei se lo trovo perché è un po' ecceduto con i segnalibri. Allora, vediamo un po', ce n'è uno che dice... Beh, in quel capitolo lì è molto bella questa cosa che dice tanto sul tuo modo di approcciarti alla letteratura e alla scrittura, cioè che citi a pagina, credo che sia quel capitolo, a pagina 96 di Peanuts e a pagina 98 Proust, la ricerca del tempo perduto, però stanno incredibilmente parlando la stessa cosa. Sì, quello dei Peanuts la leggo, è molto bellina, devo dire. È così, dice così. Ho in mente una bellissima vignetta dei Peanuts in cui Charlie Brown sta accanto a Lucy e le chiede perché stia piangendo, e l'amica gli risponde che no, non sta piangendo, ma le è entrato qualcosa in un occhio. Allora Charlie Brown, che non si arrende facilmente, Francesca, insiste e le chiede che tipo di cosa le sia entrata in un occhio, e lei ci pensa un attimo e poi risponde un ricordo. Ecco, i quarantenni secondo me sono un po' questa roba qua. Poi si distraggono perché poi appunto dice tante altre corbellerie. No, io avevo individuato il capitolo, c'è un capitolo, io ho questa ossessione, ognuno ha le sue, in genere anche nei romanzi, quindi non è solo una cosa di questo pamflettino, che metto sempre dei capitoli, che talvolta sono dei titoli dei capitoli, che talvolta secondo me sono meglio anche dei titoli dei libri. In questo caso il capitolo 19, non chiamateci signori, e dice così. Tutto comincia con un prego signora, le lascio il posto, oppure buongiorno signore, cosa desidera? Tu ti giri, ti guardi alle spalle e non vedi nessuno. Allora capisci che sei proprio tu il signore o la signora in questione, che quel giovane che avrà più o meno la tua età, ma che poi a confrontare le carte di identità verrebbe fuori che potrebbe essere tuo figlio, si sta rivolgendo proprio a te. E scatta il panico.
L'altro giorno mi hanno detto, mi scusi, un bambino, ho detto, maledetto. Almeno era un bambino. Ascolta, una delle cose che mi hanno colpito del ritratto che hai fatto dei quarantenni di oggi è che tu descrivi quella che la gente fa fatica ad accettare come una nuova normalità, cioè un nuovo concetto di famiglia, che spesso sono gli amici che ci scegliamo, perché rispetto ai nostri genitori che alla nostra età avevano già 2 figli e 20 anni di contributi versati, noi non abbiamo né l'uno né l'altro, un nuovo modo di essere adulti, ecco. E quindi ti chiedo, come hai fatto a non dare giudizi rispetto a questa nuova cosa, che mi sembra una cosa forte, no? Allora, devo dire 2 cose. Prima di tutto, come lui ha raccontato, e l'abbiamo detto anche io, che nasceva da un podcast questa idea qua. Io ho detto appunto, la casa editrice che io dirigo, che si chiama Emons, apriva un nuovo dipartimento dedicato al podcast, che è questo mondo degli originals, cioè sono dei testi che non hanno un libro che li precede, vengono scritti esclusivamente per l'audio. Noi dovevamo lanciarla, questo nuovo dipartimento, non avevamo niente ancora, perché ovviamente tutti gli autori che avevamo contattato dovevano ancora scrivere, però serviva smanettarci, come si dice in gergo, e io ho detto, che faccio? Ne scrivo io. E che faccio? Parlo dell'unica cosa che conosco, cioè veramente, cioè di noi, dei forti, tanto sono 6 capitoli, 3.000 battute l'uno, che vogliono dire 2 paginette e mezzo, che ci vorrà mai? E cerco tutti dei temi che sono quelli un po' più, che sono i capitoli un po' più fatti, poi il camminare, che qua abbiamo un grande stimatore dell'arte del camminare, l'acquista con un click, il me ne frego, insomma, e sono quelli un po' più così, un po' più telefonati, mettiamo così, e dico, vabbè, me li leggo, mi diverto, poi a un certo punto c'è la pandemia, io non posso più andare in sala di registrazione, sono costretta a registrare chiusa nell'armadio di casa, perché pare che l'armadio sia l'unico posto che riesce a tenere una qualità del suono perfetta, quindi faccio delle cose anche un po' ardite, e poi me ne libero, dico, vabbè, è stato carino, divertente, insomma, mi sono divertita, non è stato faticosissimo. Poi appunto Fandango mi dice, ma facciamone un libro, e quindi che dice, un libro non è che si può fare con 6 capitoletti di 3.000 battute l'uno. Quindi ho detto, vabbè, prima di tutto devono diventare 20, me lo sono autodetta, neanche perché io appunto lavorando all'editoria da 16 anni purtroppo conoscevo già il male che mi stava cogliendo. E poi non posso fare capitoletti da 3.000 battute, devono essere almeno da 10.000. E ora provateci voi a allungare e dilatare un capitoletto che voi avete scritto sul me ne frego, così anche magari con chiusura ad effetto da 3.000 battute, più che raddoppiando. Ecco, e questo è già stato. E poi ho dovuto iniziare a cercare nuovi temi, quindi diciamo la scemitudine si è dovuta rimpolpare ulteriormente e sono venuti fuori dei temi più importanti, e sono quei capitoli, li riconoscerete, che sono i capitoli nuovi, dei quali tra l'altro esce in contemporanea a questo libro un altro podcast, i podcast e i capitoli non sono identici, in ogni podcast, puntata dei podcast io canto, perché quello che si dice dei quarantenni è anche il fatto che i quarantenni osano. Dove? Quando? Vicino al banchetto che vende i libri ce ne sono anche delle cartoline attraverso le quali con un codice QR si accede direttamente al podcast. Ovviamente le nuove puntate usciranno una settimana per i prossimi 6 settimane, è uscita la prima che è quella sulla tana dei quarantenni, però ci sono delle differenze, ad esempio io canto delle strofe, anche qua lo racconto non per annoiarvi ma per dire giusto così, in realtà io canto perché se tu ci metti una citazione di una canzone devi pagare la SIAE, quindi sempre per la ragione che io sono un operaio dell'editoria mi hanno detto, cara bella, mo queste canzoni te le sogni, io ho detto no, ci stanno troppo bene, non posso non metterle, sono fondamentali, allora le canto, e se tu le canti allora ovviamente storpiandole non sono più passibili la SIAE ti dimentica. Casomai ti querelano gli eredi, però ti assicuro che qua nel pubblico c'è chi ascolta i miei podcast solamente per le canzoni, mi dice anzi proprio, e ci è rimasta male che non ci fossero anche nel libro, quindi detto questo, insomma, sono venuti fuori i capitoli più pensosi, anche se lì ho dovuto, e lì la mia condanna, quello che tu hai detto prima, la leggerezza, è vero che è una dote, nel senso che è difficile da inventare, però è anche una condanna, perché io comunque mi ero condannata a dire cose anche un po' serie con una certa leggerezza, quindi non è che potevo poi cambiare in questo libro e essere solo seria, per cui ho dovuto affrontare questi temi, come dici tu, cioè cercare di essere tendenzialmente una fotografa e non essere neanche giudicante, ma cercare di essere anche divertente.
Detto questo, mi aiuta, devo dire, una grande spirito personale, che è quello che io tendenzialmente giudico tante cose, ma non gli elementi esistenziali. Quindi dico sempre a tutti, se a me viene un amico e mi dice da domani io non sono più Franco, ma sono un piccione, io gli dico, ti senti bene essere un piccione? Per me da domani sei un piccione, cioè vieni a casa e io ti metto a mangiare il miglio, cioè se te ti senti bene sentendoti un piccione, chi sono io per giudicare e impedirti di essere un piccione? Questo è l'assunto base della mia esistenza. Ragione per cui, voglio dire, poi sono molto fortunata perché vivo in una città come Roma che ha dei confini sconfinati, in un ambiente, devo dire, lavorativo che mi ha permesso di non scontrarmi mai particolarmente con grandi barriere, e quindi quella che io racconto nel libro dei cucù di cui tu parlavi, dove questo allargamento delle frontiere familiari, sessuali, personali, lavorative anche, perché poi appunto parliamo di generazioni per cui io dico sempre, no? Anche ogni tanto mia mamma mi dice, ma non lavori? Io, mamma, sono col telefonino, sto lavorando, e lei mi guarda, lo vedo, e si allontana così un po' perplessa, però è così, cioè nel senso io certe giornate, mezze giornate non ho bisogno, c'è il mio lavoro, magari anche semplicemente mandare 30 email, rispondere, girare 40 allegati, e lo posso fare con un cellulare, quindi cioè, non è che devo essere per forza seduta a una scrivania. E questo ci porta al capitolo sul tempo libero. Quanto siamo schiavi di questo, cioè quanto tempo libero ci resta, visto che abbiamo il lavoro in tasca, e quanta importanza ha il tempo libero per un quarantenne che a un certo punto capisce che cosa nella gestione della sua vita. Beh, allora, diciamo così, i quarantenni secondo me arrivano cioè i quarantenni poi sempre con arrivano con questa corsa al successo, perché effettivamente poi la pressione, cioè più tu fai il lavoro strano, più devi dimostrare che in quel lavoro strano comunque ti ha permesso di arrivare a uguale agli altri, no? Per cui secondo me noi abbiamo avuto dei momenti dove abbiamo avuto un grande bisogno di dimostrare che anche con quei nostri lavori strani noi ci potevamo pagare l'affitto come chi lavorava in banca o chi faceva l'avvocato. Quindi per cui, cioè io voglio dire, a me parlo in generale, però e quindi abbiamo avuto questa fame di successo, questa roba per cui non esistevano più confini orari, perché nessuno racconta che siccome il fatto che tu non hai lavoro fisso, non hai 8 ore e inizi e finisci, ma noi magari appunto lavoriamo a mezzanotte perché abbiamo appunto un orario di lavoro che purtroppo voglio dire a chi ci dà il lavoro che appunto comunque le 8 ore vanno rispettate lo stesso. Per cui a un certo punto abbiamo fatto questa corsa che ci ha fatto mangiare il tempo libero, c'è la corsa allo straordinario, all'essere sempre il migliore, la paura che se non dicevi sì, allora comunque qualcuno ti toglieva qualcosa, no? E poi a un certo punto ci siamo accorti, ci siamo fermati, come se avessimo avuto una specie di rivelazione, e ci siamo accorti che quella roba lì che questa fame ci toglieva, che è il tempo libero, nessuno ce la stava restituendo. Perché a 40 anni appunto hai accumulato un bel po' di esperienza, e non ti dico che inizia a vedere, non ti dico una fine, però come diceva quello, sei nel mezzo del cammino della tua vita, quindi insomma il tempo libero inizi a rivalutarlo, e quindi non ti va più tanto di fare lo straordinario, e il weekend è sacro, se comincia dal venerdì anche mattina è meglio, e quindi inizi proprio a scoprire un'altra persona che viveva dentro di te, perché comunque la persona che vive il tempo libero spessissimo non è la stessa persona che vive le ore lavorative, ma è molto più bella, diciamo. E questa è una consapevolezza preziosa da raggiungere, chissà se appunto la gente la raggiunge a 30, 40, 50 anni, alcuni mai. Io suggerisco di raggiungere almeno a 40 anni, perché... Alcuni mai, sì, però questo è molto un libro di consapevolezze, sì. È un libro sull'accettarsi, sul saper anche perdere qualche volta, non lo so. Mi viene in mente l'accettazione, è una cosa a cui ho pensato spesso leggendo questo libro, perché ha molto a che fare col me ne frego. Uno se ne frega più facile, si accetta di avere un po' di pancia, si accetta di non essere il più grande stallone in circolazione, si accetta di sbagliare, sì, di poter sbagliare, diritto all'errore. L'inesistenza della perfezione, ecco, mi sembra che fotografi molto bene anche questo aspetto. Beh sì, devo dire la verità, appunto, io come dicevo,
lavoro da 16 anni nell'editoria e ho fatto diverse cose. Ho iniziato da fare gli scatoloni in una cantina molto umida, dove non voglio fare la piccola fiammiferaia, però dove appunto ti facevi il mazzo, come si suol dire, e adesso da questo gennaio sono diventata direttrice editoriale di una casa editrice. E diciamo l'ascesa per me, insomma, per chi conosce un po' il mondo editoriale sa che non ci sono tantissime donne direttrici editoriali di case editrici. E ricopre un ruolo quindi che presuppone delle responsabilità e presuppone anche la consapevolezza di poter sbagliare e che gli altri possono avere più ragione di te, perché effettivamente io dico sempre era un ruolo che mi terrorizzava, perché non ho, anche se qualcuno potrebbe non credere, attitudine al comando, perché non amo prevaricare le ragioni degli altri e qui ho dovuto imparare ad essere, tra virgolette, una conduttrice, mettiamola così, una nocchiera. Ecco, nella mia lettera ho scritto nocchiera, quando ho scritto un breve articolo comunicato per presentare la mia promozione, che teneva gran conto del parere degli altri. Si può essere anche così e secondo me appunto ci vuole però una maturazione probabilmente magari a 20 anni uno si sente più spacco il mondo, no? Non c'è esattamente un protagonista, un personaggio in questo, che non è un romanzo, però ci sono dei percorsi in cui l'accettazione può essere raccontata, a partire appunto dal fatto che se mangi un kebab alle 4 del mattino e lo fai a 40 anni, il giorno dopo te lo ricordi, o se bevi 2 bicchieri di troppo la mattina dopo devi lavorare, pensi che non è stata esattamente una buona idea. Sì, c'è una frase che colpisce spesso molti che dice così: a 40 anni ti rendi conto di avere il colon. Ed è un po' vero, nel senso che quello è sempre stato lì, non è che prima non c'era, però inizi che carciofi, ma no, ma non tanto, grazie, che poi ed è tutto uno scoprire parti del corpo, no, che prima, e poi scopri che bere male. C'è un capitolo che si chiama snobismo alcolico, che ti fa capire che purtroppo non puoi andare più al supermercato e acchiappare dagli scaffali tutti i liquori a meno di 1,99 € che trovi, perché se poi quelli li bevi nella tua testa di domani mattina, ecco, ci mette circa 72 ore a riacquistare, se la riacquista mai, un po' di lucidità. E quindi sì, i quarantenni sono messi da se stessi in realtà davanti ai loro limiti fisici. L'elemento fisico è molto ovviamente presente, anche se poi ci sono però, perché io faccio così, bastone la carota, ti dico sei un poverino che ha il colon, stai attento, non esagerare, però ti dico anche cammina che ti fa bene, parla con le piante. C'è un capitolo che si chiama verdismo, perché noi tutti che fino a 10 anni fa, quando qualcuno ci regalava una pianta per il compleanno, ci mettevamo a piangere. Adesso se ci regalano qualcos'altro piangiamo perché vogliamo la pianta. Cioè anche l'altro giorno c'era qualcuno in un tavolino che passava il tempo a mostrare, uomini adulti, a mostrarsi foto di piante, a fare sfida, cioè, capisci? E quindi il verdismo è il bisogno di verde, poi appunto è una di queste, come dire, terapie, è una specie di, cioè, come gli spinaci per stare per i quarantenni. Ci sono tutta una serie di cose che si possono fare per stare meglio, per ovviare alle problematiche psicofisiche, perché poi il verde poi faccia benissimo anche al cervello, tutta una serie di mondi. Sì, tutte cose che a 20 anni non ci viene manco in mente di pensare. Ci faccia anche un po' orrore, il verde fai una camminata, se ti dicevano c'è un problema, vai a fare una passeggiata nel verde, li avremmo mandati tutti sonoramente, e adesso li abbramiamo, paghiamo anche molti soldi per andare nel verde. Per quella cosa dello snobismo alcolico mi hai ricordato, mentre dicevi degli scaffali alla roba €1, quando andavamo ai concerti a 20 anni e ci facevamo il bibitone, eravamo non lontano da qui, alla cantina di Quartu, e c'era questo a 80 centesimi il litro. Loro ti spillavano direttamente nelle bottiglione da 2 litri, un misto di Bovale e Cannonau, che per miracolo poi noi tornavamo a casa vivi e guidanti. Adesso chissà se lo faccio adesso, dove forse è fuori dall'enoteca, parcheggiato così. Non esci neanche dalla... Esatto. Però c'è una cosa sull'accettazione e sul corpo che è necessario affrontare nonostante ci siano i tuoi genitori in sala, e cioè
Capitolo 12, il sesso vero comincia a 40 anni. Ma quello era necessario perché sai che fai un libro ormai non parli di sesso, ma non se lo compra nessuno, quindi, cioè, no, non è vero, lì io ho un'editrice e un editor che sono molto spiritose e quindi, e poi soprattutto sono anche molto sadiche, mi hanno detto, e quindi mi hanno detto non farci un libro dove non parli del sesso dei quarantenni, Ho detto vabbè, che sarà mai, ho fatto ben altro, appunto nel libro dei cucù che tu hai citato, ora non sarà il sesso dei quarantenni che mi spaventa, quindi lì ho dovuto appunto molto spiare, leggere, fare, e ho scoperto che effettivamente, nonostante si dica che a 40 anni... Cioè si fa ancora sesso a 40 anni? Ho detto a qualcuno, sì, Rassicurami capito, su ho questa sesso a cosa. 40 anni, e qualcuno mi ha detto, quindi è vuoto? No, siete proprio malfidati. No, anche perché c'è un capitolo sui single, quindi se Sì. sei single e quarantenne hai ancora speranza di farlo, un po' il messaggio è questo. No, racconta anche qualcosa delle possibilità che restano, dove anche lì l'esperienza fa sì che si faccia magari con meno brama e furia, ma con più consapevolezza. Tu dici aguzzate gli occhi perché andiamo a svelare l'essenza del superpotere del sesso a 40 anni. Gli uomini scoprono l'importanza delle carezze e le donne apprendono una buona volta quella del piacere fine a se stesso. Il sesso per il sesso. Insomma, a quanto sostengono gli esperti, le donne prima ossessionate dall'ansia della procreazione, del compiacimento del maschio o dai complessi fisici, a 40 anni inaugurerebbero la loro vera e propria età del loro sessuale. Questa cosa mi affascinava molto, perché quando, sempre nei miei viaggi di documenti, a parte che ci sono anche ormai programmi interi, ci sono quei canali televisivi meravigliosi che ogni tanto si scovano, no? Dove ci sono tutte cose le cougar, no? Sai queste cougar, che sono le donne quarantenni cacciatrici, di ventenni. Pare che queste donne quarantenni piacciono molto. Io lì infatti uso un po' mi distacco un po' dagli esperti, perché riporto, perché è mio dovere farlo, i pareri che ho trovato nell'internet, nei libri, nei film e in questi meravigliosi programmi di realtà, in tutto questo mondo, no? E viene fuori appunto che sono degli oggetti del desiderio dei ventenni, le donne, perché probabilmente sono più libere, più consapevoli e se ne fregano, ecco che lì, secondo me è sempre il concetto del se ne frego. Poi io è una mia anche lì è dai cucù che io prendo in giro quest'idea della donna che sta lì plastica, per cui il sesso è solamente il compiacimento del maschio, o l'attenzione a essere bella e perfetta con la canottiera, che ovviamente è una fandonia, per lo più, dopodiché per lo meno c'è ancora chi. Poi dici una cosa sul laureato, e cioè appunto riguardo le cover, dici che nel film con Dustin Hoffman la differenza di età reale tra gli attori in realtà è molto sottile. Però noi lei ci sembrava una vecchia e lui un ragazzino, dopodiché Dustin Hoffman fa parte di quei quarantenni che secondo me io divido anche quelli che sembravano vecchi già quando erano al liceo, e quindi adesso ci sembravano sempre giovani. Lui secondo me Dustin Hoffman è uno di questi 6 anni di differenza. E invece ci sembrava un abisso quando abbiamo visto il film. Io poi l'ho scoperto sempre documentandomi che in realtà la differenza era... E mi è venuto in mente che tra me e Elisabetta Canalis ce ne sono 4 invece. Che tutto sommato, voglio dire, quando ero adolescente mi sembrava una donna irraggiungibile, adesso ma perché c'è sempre questa cosa che a 40 anni hanno tutti la nostra età, esatto. Soprattutto quelli che ci interessano in noi. Ascolta, e chiudiamo qui col sesso. La grande rivelazione di questo capitolo è che a un certo punto, a 40 anni, chissà, a volte prima, a volte dopo, si scopre che non è necessario essere in due per farlo. Questo sai che è un mio tema, questo è il mio forte. tema, chi mi legge lo sa, e lo dico, prova a far sempre parte della consapevolezza del proprio corpo e della conoscenza di se stessi, che la masturbazione non sia solo una cosa per uomini, cioè una roba che io forse mi dovrebbe assumere la Durex, non so chi faccia i sex toys, adesso non mi vengo, devo fare una ricerca perché voglio proporre un podcast su questo argomento, sto spingendo i miei collaboratori a lavorarci. Prima dicevamo che con leggerezza si può parlare di tutto, ed una cosa che succede intorno ai 40 è che devi fare i conti col fatto che non sarai qui per sempre, perché te lo insegna la vita. A volte non hai più i genitori, a volte qualche amico che è cresciuto con te o che hai incontrato per strada non è più a fianco a te, e la morte incombe nei tuoi pensieri. Sì, come ti dicevo, ho dovuto fare una gran fatica a non tralasciare nessun tema, e quindi c'è un capitolo che mi hanno fatto notare ieri, il 17, che si chiama Eppur si muore, che dice proprio questo, nel senso che
fino a un certo punto sembra che muoiano solo i novantenni e poi ti accorgi, arrivato a una certa età, che non è così, che in realtà muoiono anche i quarantenni. E quindi questo hai bisogno di tanti superpoteri per superarlo. E lì si ricollega un po' anche a, poi vabbè, ovviamente si ricollega al tuo discorso sui quarantenni che si alleano. Perché io dico l'unico modo per superare la paura della morte, dei propri cari e della solitudine che ne conseguirà è quella di un'alleanza tra quarantenni. E lì poi c'è anche tutto un fil rouge, no? Anche sul capitolo sui figli, perché anche in quello è un capitolo in cui dico delle cose controcorrente. Dico che siamo una generazione che non ha vergogna di dire che non vuole fare figli e non ha paura di invecchiare senza i figli, perché capita ancora di sentire gente che dice ma io se non faccio figli chi si occuperà di me quando sarò vecchio, che è una cosa che io trovo disarmante. Pensare di fare i figli, perché io rispondo sempre, metti da parte dei soldi che risparmi non facendo figli e paghi un badante. Cioè se questa è la tua, ovviamente è una provocazione, però se questa è la tua paura, ti assicuro che ne risparmi tanti, quindi ne paghi anche una popolazione di badanti. Però sono cose che vi assicuro, adesso non lo so, ma si sentono, io l'ho sentito anche di recente. Pensa a quelli che hanno fatto i figli sperando che badassero a loro da vecchi, invece da vecchi non li cagano. Pensa perché sbagliato. Io cerco di dirgli proprio questo, non date niente per scontato. E invece io racconto di questi quarantenni che sognano di vivere tutti insieme, di prendere una casa meravigliosa, grande e curarsi a vicenda. E questo appunto è quello che un po' dicevamo prima, no? Un modo nuovo di pensarsi adulti e di immaginarsi vecchi, che ho trovato forte, che ho trovato giusto e che ho trovato sensato nel pensare a cosa saremo quando invecchieremo. Ecco, invecchiare è un altro delle cose che si affronta con riluttanza. Sì. Ecco. Appunto, io dico che è un tema che serpeggia, no? Serpeggia. Però io gli ho attribuito anche in questo caso, l'ho rovesciato, perché diciamo questo libro secondo me opera un po' appunto l'escamotage del rovesciamento, nel senso che quelle che potrebbero essere tabù io li faccio diventare un po' supereroi, o comunque spiego la loro trasformazione. Vediamo se lo trovo. Non sono più ragazzi, ma neanche si sentono adulti. Sono genitori, ma spesso ancora figli. Sono professori, ma così ancora alunni. Hanno accumulato tanta vita alle loro spalle, ma altrettanta ancora si sentono di averne di fronte. Tutte quelle identità che non hanno ancora assunto premono dentro di loro per accelerare i tempi. È così che i quarantenni, grazie al superpotere della giovinezza interiore, fanno cose pazze. Si comprano la moto da cross, prendono la patente nautica, si trasferiscono a vivere a New York, dimagriscono i 30 kg, si tingono i capelli di verde, osano, fateci caso, osano. Si lanciano dal paracadute, si tatuano una carpa giapponese lungo tutta la schiena, si fidanzano con un ventenne e lo esibiscono in pubblico come fosse un trofeo. Ed ecco come il tabù si fa superpotere in un batter d'occhio. In una contemporaneità senza coraggio, gli unici davvero coraggiosi sono proprio loro che hanno ancora una volta tutto da perdere, fanno cose che loro stessi non avrebbero immaginato mai, cambiano vita, famiglia, paese, abitudini sessuali, incoraggiati dalle serie TV che li ritraggono sempre all'avanguardia. I nostri eroi si danno la pazza gioia. Ognuno in base alla propria possibilità, intendiamoci. Non deve però per forza essere un osare acrobatico e pirotecnico, si può osare in tanti modi. Il senso del dovere lascia posto a quello del piacere. È da quando eravamo piccoli che ci hanno insegnato che bisogna essere bravi, fare i compiti, dare la mano alla mamma, evitare di dare problemi. Adesso basta, è arrivato il momento di passare dal dovere al piacere. Invece di fare solo ciò che devono, i quarantenni pensano a ciò che vogliono. E questo, come dire, è il raggiungimento massimo della consapevolezza, no? Fare ciò che ci fa stare bene, qualunque cosa sia. Ed è anche un modo, secondo me, per rispondere alla tua domanda, per sfuggire alla paura dell'invecchiamento, cioè sentire che comunque tu puoi, non so come dire, cioè puoi fare tante cose, puoi cambiare, basta volerlo, basta ovviamente nei limiti delle possibilità. E questo secondo te è, come dire,
è una cosa figlia di questi tempi, nel senso forse adesso è più facile cambiare a 40 anni perché a 40 anni, come dicevamo prima, non abbiamo 20 anni di contributi versati dalla stessa azienda, abbiamo meno paura di perdere uno qualcosa. Status quo, sì. Viviamo tempi. Ed è meglio o peggio secondo te? Adesso ti chiedo, non sei mai stato giudicare? Sicuramente è meglio, cioè nel senso, se uno, cioè io come ti dicevo, se ti dico che io sono disposta ad accettare che un mio amico sia un piccione, non posso che rispondermi che penso che sia meglio, cioè, ovviamente si parla sempre di scelte nel rispetto dell'altro e della civiltà in cui viviamo, però sì, cioè nel senso, secondo me è meglio che ognuno segua e abbia anche voglia di cambiare, decida che magari per 40 anni gli è andata bene una cosa, per altri 40 gli andrà bene un'altra, per altri 10. Anche secondo me è meglio. A volte mi chiedo se è anche un po' per le persone qui intorno, però mi domando, ovviamente no, tendiamo a sceglierci tra simili e quindi la nostra bolla un po' di sì. giornalisti, scrittori, mezzi scappati di casa. Mi chiedo se incontro un mio compagno di liceo che invece è 20 anni che fa, che ne so, il professore a scuola, il ragioniere, l'impiegato, chissà lui se ha voglia di cambiare o dice ma guarda, ho visto Musca l'altro giorno, non ho idea di come una giacchetta, una t-shirt sotto, le All Star si mette a scrivere i che sono librini. protagonisti, Esatto. anche le Superga, non so. Sicuramente ci sono mondi e mondi, però io devo dire la verità che appunto non amo rinchiudermi, o frequento delle categorie professionali anche molto diverse dalla nostra, forse perché per tanti anni a parte nell'armadio, diciamo, a parte che dentro l'armadio è tra le mie molte personalità, ho comunque una frequentazione anche di persone normali che hanno lavori e devo dire che comunque la voglia di cambiare, cioè anche loro sono insidiati, sono molto insidiati e certi osano. Ho un amico ad esempio che ha lasciato tutto per fare ricorrere alla startup che faceva qualcosa che io non ho ancora capito, forse un giorno lo capirò, però lui era dirigente delle poste, cioè aveva un signor lavoro, ha mollato tutto, un ingegnere, quindi non uno con le lauree tipo la mia, quelle che non si capisce, che poi dopo ti mettono i libri e cose di sociologia. Io le startup, devo dire, mi fanno molta paura. Io ci ho messo già un po' a capire cosa mi immagino un genitore la cui figlia porta a casa qualcuno e dice tu cosa fai? Io sto lanciando una startup. E quelli pensano il babbo di lei col cuore che gli si stringe, era meglio dire che mi drogo, io mi drogo rubo è la cosa sicura. Va bene, questo momento di cazzeggio mi spinge a farti questa domanda: che punti di riferimento hai non tanto o non solo come scrittura, ma proprio come approccio all'umorismo, mi verrebbe da dire, perché ce n'è tanto nel tuo modo di essere, nel tuo modo di scrivere. L'altro giorno parlavamo a cena, ti ricordi, del fatto che molti scrittori che hanno un grande senso dell'umorismo sono molto ironici e autoironici, poi quando scrivono ti riempiono di piombo la vita e il pomeriggio che dedichi alla loro pagina. È una delle cose che a me proprio strazia di più il cuore di lettrice, è quella di leggere i libri degli amici scrittori che sono simpatici. Cioè, perché talvolta gli amici scrittori che sono simpatici, da persone a tavola, diciamo, sarebbe meglio non leggere i loro libri, perché spessissimo purtroppo non sono degli autori simpatici, non osano, ecco, cioè è come se in qualche modo poi devi scrivere, devi essere serio, usare molte belle parole, possibilmente cesellatissime, forse li fanno tutti rileggere, non so, Francesca molto prima, non lo so, però ecco, io appunto di questo soffro molto, perché appunto io conosco tanti autori, tanti autori che mi hanno anche presentato, che tu dici ma era simpaticissimo, era in linea con i miei libri, non vedevo l'ora di leggere il suo e mi ha ucciso, cioè perché proprio queste cose pesanti, antiche, questo proprio è un fuggire dalla leggerezza calviniana, dall'ironia. Quindi ti rispondo dal punto di vista letterario, non è facile avere dei punti di riferimento. Forse più cinematografici, ovviamente Woody Allen, cioè alcune cose, dagli autori che amo prendo altre cose, cioè appunto io sono stata una grande lettrice di sudamericani, ma di giapponesi, una delle cose pazze che da 40 anni ho fatto è un corso di giapponese che va avanti da ottobre e che non so dove mi porterà, ma proprio prima di venire qui stavo traducendo delle fantastiche frasi, tant'è vero che mio padre diceva ma cos'è questo rumore? Io no, non è il rumore, è il mio audio in giapponese che sta cercando di tradurre, ecco, quindi però non prendo da loro l'umorismo quanto alcune atmosfere. A me piace tantissimo
Adesso ovviamente qui no, ci sono delle pazzie che assomigliano al surreale, però nei miei romanzi in genere c'è questa linea che a un certo punto dove la realtà prende il volo, pur non arrivando all'essere fantasy, però sono un po' dei trip mentali, però in certi momenti ti sembra che il piano della realtà si sovrapponga. Per quel che riguarda la leggerezza e l'ironia, io infatti dico sempre, ogni volta che presento qualcosa, se avete da farmi dei suggerimenti dopo avermi ascoltato, fateli. Nel senso, se mi volete consigliare un libro che possa piacermi, Esatto. quel tempo. Faccio il contrario di quello. Mi sa che abbiamo occupato tutto il nostro tempo, tempus fugit, vedi come dice Corti. Abbiamo fatto tutte le cose pazze su questo palco. Ti chiedo allora l'ultima cosa che è quasi seria, e cioè i quarantenni a un certo punto ambiscono a essere felici e la felicità è un po' ruota attorno alle cose importanti ovviamente della vita, ma anche quello che è scritto. E la ricetta è disarmante, perché praticamente basta non cercarla più la felicità. Non cercarla a tutti i costi, cioè in realtà, perché comunque poi questa benedetta felicità in realtà è più facile che ci sia quando tu non la stai cercando o quando non ti viene da pensare se c'è, perché allora lì vuol dire che qualcosa non funziona. Cioè, e poi la felicità è dentro ognuno di questi superpoteri, perché ognuno dà un po' di... A me parlare con le mie piante che fioriscono sul balcone mi dà tantissima felicità. Cioè, ad esempio, adesso io sono partita perché sono qui da 10 giorni, stavano sbocciando le fragoline. Cioè, tu non sai, io adesso ho pregato delle amiche che ho detto: vi do le chiavi di casa, mangiatevi le fragoline. Scusa, ma è un peccato che muoiano. Ecco, quando vedi la fragolina e te la mangi, c'è più felicità di quella. Carla Fiorentino. Grazie. I libri sono lì. Grazie Liberos. Grazie a voi per averci sopportato. Se ci sono delle domande avete facoltà, i temi sono tanti, se vi siete smarriti nel percorso, Carla vi indica la via. No. Hanno paura, indichi. Se volete avidamente comprare i libri, Quelli ci immagino sono. che uno ha proprio la foga e quindi non se la senti fare una domanda, comprateli su. Quella ci sarà. Costa solo 2,50 € in più la devi. Va bene, grazie. Brava! Grazie. Abbiamo una domanda, vedi? Una riflessione. Vi ho ascoltato con tutto le... Si avvicini così si sente anche nello streaming. Non sentono gli altri, perché non è niente di importante. Con molto sono ormai 40 anni superati da un pezzo, almeno Forti 60. E devo dire che ti ho ascoltato con molta gioia, perché i miei 40 anni sono stati veramente come tu li hai descritti. E quindi questa cosa io l'ho sempre detto, l'età più bella è quella tra 40 e 50, per una maturazione, per la professione, per la realizzazione come persona. Anche se io ad esempio ho fatto un'ottima e brillante carriera professionale, ma nei miei desideri da giovane c'era la famiglia che poi non ho realizzato, dei figli che non ho avuto, ma la vita l'ho riempita di tanti interessi, di tante cose. E adesso non voglio sembrare banale, ma è così. Questa gioia dei 40 anni non è che l'ho messa dentro l'armadio, l'ho archiviata, ma è rimasta dentro di me. Anche nel rapportarmi con le persone, anche se io tendo un po', va bene essere anche la malinconica, ma apprezzi veramente il piacere di vivere, e che ti voglio dire, penso che poi sarà anche esperienza di molti, che potrei scrivere più o meno le stesse cose dei 50, dei 60, arriveranno anche lì. E io ho un marito che ormai quest'anno compirà 80 anni e che le cose che non ha fatto a 40 anni le sta realizzando adesso, si butta giù col paracadute. 80 anni. 80 anni. Questo è un double 40, questo è giustamente... Parla 5 lingue, continua ad aggiornarsi per imparare. Allora la dovrà contattare adesso per scrivere i prossimi
No, perché così troverai scusa veramente. Via. E che quindi... Cioè, Antonella, non dovevi portare con lo so, è andato a correre. E quindi io ho lo stesso piacere, insomma, della vita e delle cose degli animali, della vita. Lui non era più un camminatore, e io insomma insieme a lui invece adesso, che ne so, abbiamo fatto anche il cammino di Santiago e così tante altre, insomma. E devo dire che la vita è tutti i giorni che sorride, dai 40 dai 40 in poi. Benissimo, grazie, vi contatterò quando scriverò le prossime generazioni. Noi con la sciarpa Grazie, esatto, lui ci frega, vabbè, si sarà succhiato i nostri... Va bene, allora se non abbiamo altro possiamo dedicarci a bere e a firmare. Grazie, grazie.